Buongiorno, siamo qui oggi con Marilisa Battistella, una make-up artist che ha attraversato l'oceano partendo da Mareno di Piave e è arrivata alla capitale degli States. È stata una cosa che non pensavo nemmeno io. Sono partita col desiderio di fare un cambiamento e lì in pochi anni sono riuscita a realizzare il mio sogno, che era quello di diventare truccatrice e lavorare in televisione. E con l'aiuto, la mia dedizione, la voglia mia e anche un gran lavoro, contatti, varie cose insieme, sono riuscita a entrare a far parte del team della Fox News, della CBS, della MSNBC e anche altre televisioni. Sì, gli Stati Uniti rimangono ancora, nonostante il problema che comunque è mondiale, rimane sempre la terra delle opportunità, se si ha il coraggio, la voglia e la capacità e varie cose insieme. E la mia giornata spesso inizia alle 4 di mattina perché in televisione i show vanno in onda molto presto, 4 di mattina, si finisce anche fino a tardi alla sera, un orario molto molto vario. Vai. Sì. Allora, è stato un periodo difficile per tutti in tutto il mondo e anche qui il lockdown e ovviamente anche negli Stati Uniti. Com'è stata la tua esperienza di lockdown a Washington, la capitale degli Stati Uniti? La mia esperienza non è stata difficile ovviamente come qui in Italia, potevo muovermi, potevo uscire, ovviamente casa dal lavoro perché siamo in gran parte tutti off, e, negozi chiusi, però ristoranti erano aperti per il takeaway, le farmacie. Più io personalmente l'ho sentito un po' un isolamento, perché ovviamente non avendo la famiglia, gli amici o le persone con cui lavoro lontane, allora sei sempre da sola, ma non la costrizione di non potersi muovere, perché potevo uscire, andare a farmi le passeggiate e girare per il paese e la città. Insomma. C'è stata anche un'altra emergenza che è quella legata alla morte di George Floyd e mi dicevi ci sono stati dei tumulti, delle rivolte, c'è stato qualche problema grosso in questo senso? Sì, anche a Washington ci sono state diverse proteste per diversi giorni, anzi tutta una settimana, con delle chiusure. Il sindaco dava delle chiusure alle 11 di sera, alle 7 di sera per 2 o 3 giorni, negozi, attività tutte bordate con questi cose di legno per bloccare, perché ovviamente hanno anche distrutto. Doveva essere una protesta pacifica, ma è diventata poi con rivolta, con distruzione, insomma, bruciato e violenza, ecco. Io ho la fortuna veramente in questi anni di venire ogni 6 mesi, mi faccio 5 settimane d'estate e 3 settimane a Natale. Ovviamente questa situazione mi ha fatto apprezzare di più anche a casa mia. Veramente la grazia di avere ancora tutta la famiglia, i genitori, una famiglia favolosa e niente, certo, manca. Si vuole fare un ritorno prima o poi.